Benvenuti a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. Tradizionalmente la primavera è la stagione degli amori giovanili. Ritornare a godere della compagnia degli amici all'aperto dopo i duri e lunghi mesi invernali concedeva ai ragazzi l'opportunità dello scambio reciproco, del divertimento e dei giochi di gruppo, delle uscite serali dopo il compimento dei doveri quotidiani. In questi contesti venivano a crearsi quelle occasioni cariche di tensione emotiva dove gli adolescenti sperimentavano l'ebbrezza dello scambio di sguardi fugaci con l'amato o l'amata. In questa stagione, complici le buone condizioni meteorologiche e l'allungarsi delle giornate, i giovani potevano guadagnarsi, con il passare del tempo, la possibilità di effettuare romantiche passeggiate al chiaro di luna presi per mano. In quei momenti i giovani amanti erano inconsapevoli di ciò che la vita avrebbe loro riservato, quale lavoro avrebbero svolto, con chi avrebbero successivamente deciso di costruire una famiglia, ma quei fugaci momenti avevano ugualmente il sapore dell'eterno. Nella vita degli adolescenti tutto ciò che si vive lo si sperimenta per la prima volta e questo comporta che la carica emotiva amplifichi in maniera considerevole la portata di ogni situazione. I giovani della Sardegna tradizionale non erano dissimili dagli omologhi del resto del mondo, pure loro cercavano di ricavarsi quegli spazi di libertà dove inseguire il sogno dell'amore. I momenti da sfruttare erano certamente quelli del ritrovo nei luoghi comunitari, dalla tradizionale passeggiata al termine delle funzioni religiose ai momenti conviviali negli oratori, sino alle immancabili serate dedicate alle feste paesane. In tutti questi momenti i ragazzi sardi si facevano trovare pronti e, nonostante la povertà dilagante, cercavano di rendersi quanto più dignitosi possibile nell'aspetto per attirare l'attenzione dei coetanei. Negli anni più recenti altri luoghi hanno fatto da cornice a chi muoveva i primi passi della vita affettiva. Luoghi di ritrovo di massa come pub o sale da ballo hanno conosciuto la nascita di numerose coppie che approfittavano del clima generalmente leggero per scambiarsi le prime effusioni. Ai primi incontri fugaci e adolescenziali, la progressiva maturazione renderà quei ragazzi donne e uomini capaci di vivere le cose diversamente, con maggiore ponderazione e minore irruenza. Nonostante i tempi siano cambiati, ciò che pare rimanere immutato è ancora la capacità dei ragazzi di innamorarsi con tutte le proprie forze, a testimonianza perpetua di come siano poche le cose che hanno il potere di trasformare l'esistente e che una di queste è certamente l'amore. Ti penso. Chi pure non sempre di bio, Deo ti pensa uscito, sia nel luogo callente e frido, ma ti sonno pure tro mio. Cuddo solo centi socoso chi parenti chi stionai, mi piace da lo scastiai, con sa conca in altro locoso. Ti penso, quando affaticata andomo non teni spaci, cucinai, sciacquai e spragi, e su merita a capa sa sballata. Non vara sa mai firma, ta gatta sa cosa te fai, manca sia d'ora de pappai, ogni addì prute prima. Se si dica anche una volta pensai, e scrivi mancai una poesia, a pizzo su dessa scrivania, serbi di vinza se poteva usai. Poi ti pensa a tutto di, adesso che se sfemmina bella, lucenti canto una stella, e non ti ho lubiti son free. Ah, s'amori, esti proprio un sentimento poderoso. Si vede pensare a tutto di e si vede vinta sa bisaia de notti puru. E questa poesia de piresti con mamma, in capa sa de quando visti di cogliaso de vago, ma non sciu chi sia da cambiare meta e moi, Contami un paghetto de pruso, de gusto pensai. Questa poesia nasce vari anni fa, pensando quando via solo, quando via croccao, a scurio, poi ti ha aiutato a me a pensare quando sei solo o croccao o a scurio. E di pensamento sono andati belli, su come su che hanno due muoio, su che nassa poesia, ma ci andati altri su leggitello, su che monti di morire lavoro. Però su pensai aiuta a ragionare, sia da cosa bella, su come ti vianendi, e poi cosa legge pure, poi non sbagliare, poi parlare più attento. E sti bella pensai come ti andai innanzi in sa vita, e te lo fai in sa vita. È pure bello quando si pensa a sa persona innamorata. Sommi che non pensa da un po' di sbagliare. Ecco poi te so pensare aiuta a comprendi e te o leo in sa vita, a non leo arrivare, a che o leo è e con che o leo parrai.
E su pensai come ti via stanendo i puru, est importante in meta, cantune esti sposo, esti cogliao, poiché tocca da regionai a si impegnare in meta, poi stai ben in pari, se si de accordio? Esa ragione. Su pensai aiuta da me da non sbagliare. E chi ha ragionato su dessa propria femmina, o bobiglia, che io leo su bene, sarebbe di può andare di accordo su non s'altra. E per questo ognuno deve di fare uno sforzo, pensando che non tieni di sempre la regione, ma che anche una volta tocca da pensare che s'altro pure può di tenere la regione. Ecco poi prima di fare che anche una cosa tocca da pensare. Certo, ci chiede di non sbagliare, finza saccando si potiti, tra pochi de molleri ancora di bruso. Ma tu ti sei mai rendi conto che in sardu non due espressioni uguali a italiano ti amo? Come ti mai secondo tu? Penso che il nostro sardo fate pure azioni che non cose con fueddo. E questo fueddo che hanno tu forse non una rauso, ma non lo dimostravo, perché quando volevo bene una femmina, anziché di noi ti amo, di dan prassauso, da basauso, di fate un regalo, da portauso spaziai, poi vorrai ben impari, pago fueddo ma me da fatto. Biu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggisi che anche un bello diccio che grazie di bei con questa poesia. Casta diccio posso pensamento ci da bello, ma uno può essere questo puro. Con s'amori passa da suo tempo, ma porta a suo tempo fa di passare s'amori. O l'innai che s'amori porta da cosa bella sa ma cosa malla sapu. Insomma, esti come tennai, poi quando uno esti innamorato, esti cotto di un'altra persona. E si in carriera pare tutto bello, tutto lo parisi. Ma a volte se questo passare dei anni comincia a venire a pillo qualcuno difetto, o modo di arregionare o cosa de fai. Chi poniti due persone si parla a pari, ma per fortuna non è sempre aici, insomma. Conoscevo su pochi de mulleri che avarran tampari prodotto sa vita. E questo fa di me da piacere. Mancai che all'incuna volta pensano possano accettare, ma questo è su bello des amori, desi olli bene e in Sardegna questo è un modo di fare, una cultura ben radicata in tutta questa terra nostra. Commenti poi tutto cosa bella sa dessa vita, tocca da si impegnare in meta per da preservare, che non esti chi s'amori du guadagnao su 8 podottuso, tocca da essere pazienzioso su meta. E mo in ara mi udicciu va che du brullao a su per s'amori, che sei sicura che di duadi. E adesso ragione, ce n'ha brullato un puro questa che dice per fortuna in Sardegna ne tenevo a centinaia e migliaia, e uno può essere che tutto si scorruto, si porta da un lantione a razza di illuminazione. Altro che energia rinnovabile, via da. Questo è un modo di andare tra amici, quando impari a lenti brullai o arrivi in compagnia. Questo diccio, pensando ai somni corruti, nada da che ci defunti in meta sa de gustos in di deoi. E chi gustos in conca gli hanno portato un lantioni, a suo posto dei scorros, a intro de sabida non serviva da illuminazione. Proprio per questo è sto diccio nao in camparata, poi si spaziava e mancai dopo una dita di traballo. Ma torna nai, questo è un diccio vetti o arri. Simpatica questa gente sarda, ma su de voi scorros non è l'unico sbaglio che si vuoi fare in amore, in fate su meta sa dei sbagli su. Ed ognuno te di su, vero su? È proprio vero, è proprio per questo altro proverbi puro c'è chi torna a su via sta arregionando e pensando due puro. O altro dice può essere naranta che sbagliando si imparata e in sandosu la sai mi sbagliare in pace. Sei troppo d'accordo con questo, che srebi da sbagliare pure, ah no? Non è che si deve sbagliare, però aiuta a non tornare a fare il suo stesso sbaglio. E a volte se so pensare pago, ottenere ripresi, volta da sbagliare. E che all'incuno può non donare a regione a s'altro, nara da che sbagliendi, lo comprendi da pustisi e non torna da ruin in suo proprio sbaglio. E a riendi o se ne scappottai narada, la sai mi sbagliare in pace. Proprio per fare sentire sta gente che ogni volta è ciocca, da lustra ulla, da dinanta cosa. Ma su dicio è vero, esti una scuola de vita. Nessuno nasce di imparare e si può sbagliare. Per gusto, in noi pure serve da pensare. E pensevo sempre che aiuta da me a non fare altri errori. No so pure sbagliato su canquotta, commenti tutto su questionendi e registrendi. Ma una cosa è sicura, si impegnavo sempre in meta, in ogni stagione, in ogni episodio, per fare sa parte nostra e donai a questa bella limba, sa luce e sa spagnatura che si merita. Però se desi fai sempre una bella compagnia, desi vai a regionare e desi vai a rivuru con noi.
In moia dell'umano esti già arrivaus a capo de sa stagione de su verano, e dunque a Deu ti torro grazias ancora uota voi poesias tuas e voi dicius che has sprazio con nosu, e torro grazias a tutte le persone che si funt ascoltendi per sa curiosidade che tenesi a sube questa limba magica. Si auguraus de passai un bello verano e si donaus a tobi es episodi su dessi stadi, non videsu già ora. Grazie a tutti per questa pazienza che tenete di ascoltare. Per noi è un bello piacere in mano, poi ci teniamo su meta a chi stiamo in sardo e a far comprendere che la lingua nostra è una cosa troppo importante. Grazie ancora, aspettiamo la prossima stagione degli stadi. A un saluto. Deu vollara!